cavalli corrono per il poggio, calpestano la neve alta. Ecco, da un lato, un tempio divino, l'unica cosa che si vede. D'un tratto intorno è la tormenta. La neve si rovescia a fiocchi e un corvo nero, sibilando con le ali, sbatte sulla slitta. Il profetico lamento dice: tristezza. I cavalli di fretta guardano fissi nella scura lontananza. Alzano la criniera.
Sul finire del 1811, un'epoca per noi immemorabile, viveva nella sua tenuta il buon Gavrila Gavrilovič. Era rinomato in tutto il distretto per ospitalità e schiettezza. I vicini andavano continuamente da lui a mangiare, a bere, a giocare 5 copeche alla volta e alcuni per vedere la loro figliola, Maria Gavrilovna, una pallida e snella fanciulla 17enne. Era considerata un ricco partito e molti aspiravano a lei per sé o per i propri figli. Maria Gavrilovna era stata educata sui romanzi francesi e di conseguenza era innamorata. L'oggetto del suo amore era un povero sottufficiale dell'esercito che si trovava in licenza nel suo villaggio. Va da sé, si capisce, che il giovanotto ardeva di uguale passione e che i genitori della sua amante, notata la loro reciproca inclinazione, avevano proibito alla figlia perfino di pensare a lui e lo ricevevano peggio che un esattore delle tasse a riposo. I nostri amanti mantenevano una corrispondenza e ogni giorno si vedevano di persona o nel boschetto di pini o presso la vecchia cappelletta. Là si giuravano a vicenda eterno amore, si lamentavano della loro sorte e facevano progetti di ogni genere. Maria, ormai è chiaro, non trovi? Non possiamo più vivere l'uno senza l'altra. Ma i miei genitori, Vladimir, loro non acconsentiranno alla nostra unione. Tu a loro non piaci molto, ecco. Non te la daranno mai la loro benedizione. Potremmo farne a meno. Ma di cosa, caro? Ma della loro benedizione. A me ne infischio, ti sposerò comunque. No, impossibile. Bisogna pure averlo il permesso di mamma e papà. Si arrabbierebbero assai se sapessero che ti ho sposato senza il loro consenso. Al contrario, commossi dall'eroica costanza e dall'infelicità dei nostri cuori innamorati, ci accoglieranno a braccia aperte dicendo: venite figlioli, venite tra le nostre braccia. Non credo proprio, Vladimir. Sposiamoci in segreto, Maria, fuggiamo insieme. Ma Vladimir, questa sembra davvero una cosa folle. E non è forse folle l'amore che ci unisce? Sì. E lo rende questo meno intenso? No. Ho un piano. Vedrai, andrà bene. Andrà bene, fidati di me. No, Vladimir. Maria Gavrilovna esitò a lungo. Un gran numero di piani di fuga fu respinto categoricamente. Ma un giorno, finalmente, acconsentì. Il giorno stabilito non avrebbe dovuto cenare e si sarebbe ritirata in camera sua con la scusa di un mal di testa. La sua cameriera era parte del complotto. Dovevano entrambe uscire dal giardino per il terrazzino posteriore, dove avrebbero trovato una slitta pronta. Dovevano salirvi e arrivare a 5 verste da Nenaradovo, al villaggio di Zadrino, direttamente in chiesa, dove Vladimir si sarebbe trovato ad attendere.
alla vigilia del giorno decisivo, Maria Gavrilovna non dormì tutta la notte. Preparò le sue cose, mise in ordine biancheria e vestiti, scrisse una lunga lettera a una signorina sensibile, amica sua, e un'altra ai suoi genitori. Si accomiatava a loro con le espressioni più toccanti, giustificava il proprio gesto con l'invincibile forza della passione e finiva col fatto che il momento più felice della sua vita sarebbe stato quello in cui si sarebbe gettata ai piedi dei suoi amatissimi genitori. Sigillate le 2 lettere con un piccolo sigillo di tula, sul quale erano impressi 2 cuori fiammeggianti con una graziosa iscrizione, ella si gettò sul letto poco prima dell'alba e si assopì. Ma anche allora orribili sogni la destavano continuamente. Ora le sembrava che proprio nel momento in cui saliva sulla slitta per andare a sposarsi, il padre la fermasse, la trascinasse per la neve con tormentosa rapidità e la gettasse in un oscuro sotterraneo senza fondo. Ed ella volava giù, a capofitto, con un inspiegabile struggimento di cuore. Ora invece vedeva Vladimir che giaceva sull'erba, pallido, coperto di sangue. Egli, morendo, la supplicava con voce penetrante di affrettarsi a sposarlo. Altre cose brutte, mostruose visioni le passavano davanti, una dopo l'altra. Finalmente si alzò, più pallida del consueto e con un sincero mal di testa. Il padre e la madre notarono la sua inquietudine, la loro dolce premura e le insistenti domande le straziavano il cuore. Che hai, Masha? Sei malata, Masha? No, madre, non è niente, non è niente. Cercava di tranquillizzarli, di farsi vedere allegra, ma non ci riusciva. Giunse la sera. Il pensiero che per l'ultima volta aveva passato una giornata in seno alla sua famiglia le stringeva il cuore. Ella era più morta che viva, perché in segreto si accomiatava da tutte le persone, da tutte le cose che la circondavano. Fu servita la cena e il cuore le batteva forte. Madre, padre, perdonatemi, io non ho molta fame. Ma ho fatto preparare il cosciotto di maiale. Oh, stai bene, piccola mia? Non molto, ho un gran mal di testa, ecco. Oh, vai a riposare allora. Metterò nel forno un po' di cosciotto per più tardi quando ti sentirai meglio. I suoi genitori la baciarono e come sempre le diedero la loro benedizione. La fanciulla trattenne a stento le lacrime. Ritiratasi nella sua camera, si gettò su una poltrona e scoppiò in un pianto genuino. La cameriera cercava di convincerla a calmarsi, a farsi forza. Coraggio, signora, coraggio! Tutto è sistemato. Tra mezz'ora partiremo. Mezz'ora dopo, infatti, Masha avrebbe dovuto abbandonare per sempre la casa paterna, la sua stanza, la sua serena vita di fanciulla. Fuori imperversava la tormenta. Il vento ululava, le imposte tremavano e sbattevano, tutto sembrava un minaccioso e triste presagio. Ben presto, nella casa ogni rumore tacque. Tutti dormivano. Masha allora si avvolse in uno scialle, indossò una veste pesante, prese in mano una cassettina e uscì dalla porta di servizio. La domestica la seguiva portando 2 fagotti. Uscirono quindi in giardino. Però la tormenta non si calmava. Il vento soffiava contro di loro, come se si sforzasse di fermare questa giovane delinquente. Con fatica giunsero in fondo al giardino. Sulla strada le attendeva la slitta. I cavalli intirizziti non stavano fermi. Il cocchiere di Vladimir camminava avanti e indietro lungo le stanghe, trattenendo i più focosi. Aiutò la signorina e la cameriera a sedersi e a sistemare i fagotti e la cassettina. E i cavalli partirono al galoppo.
Affidata così la signorina alla tutela della sorte e all'arte del cocchiere Tereshka, rivolgiamo ora la nostra attenzione al giovane innamorato. Vladimir era stato tutto il giorno in giro. Al mattino si era recato dal prete di Zadrino. A fatica era riuscito ad accordarsi con lui. Poi era andato a cercare i testimoni tra i possidenti vicini. Il primo al quale si presentò, Dravin, acconsentì volentieri. Se accetto, perbacco certamente, questa avventura, compare Vladimir, mi riporta alla mente i tempi passati. Ah! Che spasto! Ve l'ho mai raccontata di quella volta che un reggimento di ussari la combinò grossa nel villaggio di... Sì, me lo avete raccontato, compare, molte volte. Ma avrò sicuramente dimenticato qualche dettaglio. Fermatevi a pranzo, compare Vladimir, così ve lo racconterò meglio. Ah, e non preoccupatevi per gli altri 2 testimoni, sarà facile trovarli. Mi ci scommetto la giubba. Infatti, subito dopo pranzo comparvero il geometra Schmidt con baffi e speroni e il figlio del capitano della polizia distrettuale, un giovanotto sui 16 anni. Costoro non solo accolsero la proposta di Vladimir, ma gli giurarono anche di essere pronti a sacrificare per lui la vita. Vladimir li abbracciò con entusiasmo e andò a casa a prepararsi. Aveva mandato il fido Tereshka a Nenaradovo con la sua troika e con precise, particolareggiate istruzioni. Fece attaccare per sé alla piccola slitta un solo cavallo e, senza cocchiere, si diresse a Zadrino, dove dopo circa 2 ore sarebbe dovuta giungere Maria Gavrilovna. La strada la conosceva bene e il percorso era di solo i 20 minuti. Ma non appena Vladimir si ritrovò in aperta campagna, si alzò il vento e si scatenò una tale tormenta che egli non vide più nulla. In un momento la strada fu coperta di neve e dintorni scomparvero in un'oscurità torbida e giallastra attraverso la quale volavano candidi fiocchi di neve. Il cielo si era fuso con la terra. Vladimir si ritrovava sperduto in mezzo ai campi e invano tentava di ritrovare la strada maestra. Il cavallo continuava a procedere a casaccio, ora saliva su un cumulo, ora sprofondava su una buca, così che la slitta si ribaltava continuamente. Vladimir si sforzava solo di non perdere la giusta direzione, ma gli sembrava che fosse trascorsa già mezz'ora e non aveva ancora raggiunto il boschetto di Zadrino. Ancora 10 minuti! No, nessuna traccia del boschetto, solo campi, attraversati da profondi burroni. La tormenta non si placava, il cielo non si schiariva. Il cavallo cominciava a stancarsi e lui era fradicio di sudore, nonostante fosse immerso nella neve fino alla cintola. Alla fine si accorse che non stava affatto andando nella direzione giusta e quindi si fermò. E cominciò a pensare, a rammentare, a ragionare e si convinse infine che avrebbe dovuto prendere la svolta a destra. Andò a destra, ma il cavallo si muoveva appena. Era già più di 1 ora che si trovavano in cammino. Zadrino non poteva essere così lontano. Ma andava Vladimir e Zadrino non si vedeva. Il boschetto non finiva mai. Con terrore Vladimir si accorse di essere entrato in un bosco sconosciuto. La disperazione si impadronì di lui. Percosse il cavallo, la povera bestia prese il trotto, ma presto cominciò a rallentare e dopo un quarto d'ora si mise al passo, nonostante tutti gli sforzi dell'infelice innamorato.
a poco gli alberi si fecero più radi e Vladimir finalmente uscì dal bosco. Ma Zadrino non si vedeva. Doveva essere vicino alla mezzanotte. Le lacrime gli sgorgarono dagli occhi. Proseguì a casaccio. La tormenta si era calmata, le nubi si erano aperte, ma davanti a lui ora giaceva una pianura, candida, coperta da un bianco tappeto ondulato. La notte era abbastanza chiara. Vide poco lontano un piccolo villaggio costituito da 4-5 casupole. Vladimir vi si diresse. Alla prima casupola saltò giù dalla slitta, corse a una finestra e iniziò a bussare. Dopo qualche minuto l'imposta di legno si alzò e una vecchia sporse la sua chioma bianca. Che vuoi? È lontano, Zadrino? Sei lontano, Zadrino? Sì, è lontano? No, Zadrino, no. Ma una decina diverse saranno. A questa risposta Vladimir si mise le mani nei capelli e rimase immobile come un uomo condannato a morte. Ma tu di dove vieni te? Vladimir non era in condizione d'animo di rispondere. Non potresti procurarmi dei cavalli che mi portino a Zadrino? E che cavallo abbiamo noi? Potrei avere almeno una guida. Ti pagherò tutto quello che serve. Aspetta. Ti manderò mio figlio. Ti accompagnerà lui. Non era trascorso un minuto che Vladimir riprese a bussare. L'imposta si alzò e ricomparve la chioma bianca. Che vuoi? Allora, tuo figlio. Adesso arriva! Si incarpina e arriva. Hai freddo? Entra, riscaldati. No, grazie, ma mandalo presto tuo figlio. La porta cigolò. Uscì un giovanotto con un grosso bastone in mano e andò innanzi, ora indicando, ora cercando la strada sepolta da cumuli di neve. Che ora è? Oh, presto sarà giorno. Cantavano i galli ed era già chiaro quando raggiunse finalmente Zadrino. Ma la chiesa era chiusa. Vladimir andò nel cortile del prete, ma nel cortile la sua troika non c'era. Quale notizia lo attendeva? Ma torniamo ai buoni proprietari di Nenaradovo e vediamo che cosa accade da loro. Te lo dico io. Nulla. Nulla.
I due vecchi si svegliarono ed entrarono in salotto. Gavrila Gavrilovič in berretto da notte e giacca di flanella e Praskova Petrovna in veste da camera ovattata. Fu portato il samovar e Gavrila mandò la cameriera a informarsi sulla salute della figlia Maria. La cameriera tornò dicendo che la signorina aveva riposato male, ma che ora si sentiva meglio e che sarebbe subito scesa in salotto. Infatti, la porta si aprì e Maria Gavrilovna si avvicinò per salutare il babbo e la mamma. Come va la testa, Masha? Meglio, babbo. Senza dubbio ti hanno fatto male le esalazioni di carbone, sì. Sì, può darsi. Può darsi, mammina. La giornata trascorse felicemente, ma durante la notte Masha si sentì male. I genitori, preoccupati, mandarono un garzone in città a chiamare un medico. Egli giunse verso sera e trovò l'ammalata in delirio. Si manifestò una febbre violenta e la povera inferma fu per 2 settimane sull'orlo della tomba. Nessuno in casa sapeva del suo progetto di fuga. Le lettere scritte alla vigilia erano state tutte bruciate. La sua cameriera non aveva detto nulla a nessuno, temendo l'ira dei padroni. Il prete, il baffuto geometra e il figlio del poliziotto mantennero il silenzio e a ragion veduta. Il cocchiere Tereshka non rivelò mai nulla di superfluo, neppure in stato di ubriachezza. In tal modo il segreto fu mantenuto da più di una mezza dozzina di congiurati. Ma fu la stessa Maria Gavrilovna a rivelarlo durante un suo incessante delirio. Scrivi la lettera, prendi la strada nella neve. Nella neve il cavallo. Vladimir! Tuttavia, le sue parole erano così sconnesse che la madre, la quale non si allontanava dal suo letto, riuscì a capire soltanto che la figlia era perdutamente innamorata di Vladimir Nikolaevich e che probabilmente era l'amore la causa della sua malattia. Ella si consigliò quindi con il marito e con alcune vicine e finalmente, in pieno accordo, decisero che quello era evidentemente il destino di Maria Gavrilovna, che moglie e buoi dei paesi tuoi, che in fondo la povertà non è un vizio e che non si vive di solo pane e altre sentenze del genere. Le sentenze morali sono straordinariamente utili nei casi in cui facciamo fatica a giustificare il nostro comportamento. Nel frattempo, la signorina cominciava a rimettersi. Da un pezzo Vladimir non si faceva vedere in casa di Gavrila Gavrilovič. Egli era spaventato dalle solite accoglienze. Fu deciso di mandarlo a chiamare e di comunicargli l'inattesa felicità, il consenso alle nozze. Ma quale non fu lo stupore dei proprietari di Nenaradovo allorché in risposta al loro invito ricevettero da lui una lettera semifolle. «Non mi rivedrete mai più!» dichiarava. «E anzi, vi supplico di dimenticare questo sventurato, questo pover'uomo al quale solamente la morte può dare un po' di speranza. Addio dunque, addio!» Dopo qualche giorno vennero a sapere che Vladimir si era arruolato. Questo accadeva nel 1812.
pezzo non osarono comunicarlo alla convalescente Maria. Ella non menzionava mai Vladimir. Alcuni mesi più tardi, avendo trovato il nome di lui fra quelli di coloro che si erano distinti ed erano stati gravemente feriti a Borodino, cadde priva di sensi e si temette che le tornasse la febbre, ma grazie a Dio lo svenimento non ebbe conseguenze. Un altro dolore venne ad affliggere Maria. Gavrila Gavrilovich morì, lasciandola erede di tutta la tenuta, ma l'eredità non le diede alcun conforto. Ella condivideva sinceramente il dolore della povera Praskovia Petrovna, giurandole che non si sarebbe mai separata da lei. Tutte e due lasciarono Nenaradovo, luogo di tristi ricordi, e andarono ad abitare lontano da lì. Anche nella nuova casa numerosi pretendenti ronzavano intorno alla graziosa e ormai ricca fanciulla, ma ella non dava a nessuno la benché minima speranza. Talvolta la madre cercava di persuaderla a scegliersi un compagno, ma lei scuoteva il capo e si faceva pensierosa. Vladimir però non esisteva più. Era morto a Mosca, alla vigilia dell'entrata dei francesi. La sua memoria però sembrava sacra per Maria, perlomeno aveva conservato tutto quanto poteva ricordarglielo. I libri da lui letti un giorno, i suoi disegni, la musica e i versi che lui aveva copiato per lei. I vicini, venuti a conoscenza di tutto ciò, si stupivano della sua costanza e attendevano con curiosità l'eroe che doveva finalmente trionfare sulla triste fedeltà di quella Artemisia virginale. Intanto la guerra si era vittoriosamente conclusa. I nostri reggimenti tornavano, il popolo accorreva a incontrarli. La musica suonava le canzoni della conquista, valzer tirolesi e arie dall'opera Gioconda. Gli ufficiali, partiti per il conflitto quasi adolescenti, ritornavano uomini, forgiati nel clima della guerra, coperti di croci. I soldati discorrevano allegramente fra loro, introducendo di continuo nelle conversazioni parole tedesche, parole francesi. Tempo indimenticabile! Tempo di gloria, di entusiasmo! Ah, come palpitava un cuore russo alla parola patria! Come erano dolci le lacrime dell'incontro! Con quale concordia univamo i sentimenti di fierezza nazionale e amore per il nostro sovrano! E che momento era quello per lui? E le donne? Ah, le donne russe furono allora impareggiabili! La loro abituale freddezza era scomparsa. Il loro entusiasmo era davvero inebriante, quando accogliendo i vincitori esse gridavano «Urrà!». Quale degli ufficiali di quel tempo non confesserà di essere debitore alla donna russa della migliore e più preziosa ricompensa? In questo splendido periodo Maria Gavrilovna viveva con la madre in campagna e non vide come le due capitali festeggiassero il ritorno delle truppe. Ma nei distretti e nei villaggi l'entusiasmo generale era forse ancora più forte. La comparsa in quei luoghi di un ufficiale era un autentico trionfo, mentre un'autentica sconfitta per i fidanzati in frac che ronzavano nelle vicinanze.
già detto che, nonostante la sua freddezza, Maria Gavrilovna era, come prima, corteggiata da numerosi pretendenti. Ma tutti dovettero ritirarsi allorché comparve nel suo castello un ufficiale ferito, il colonnello degli Ussari Burmin, con la decorazione di San Giorgio all'occhiello e con un pallore interessante, come dicevano le signorine del posto. Era un uomo sui 26 anni. Era venuto in licenza nella sua tenuta che si trovava vicino al villaggio di Maria Gavrilovna ed ella gli rivolgeva una particolare attenzione. In presenza di lui, la sua solita pensosità si animava. Non si poteva dire che civettasse, ma il poeta, notando il suo modo di comportarsi, avrebbe detto: se amor non è, che è dunque? Burmin era effettivamente un giovane molto simpatico. Inoltre possedeva proprio quell'intelligenza che piace alle donne, l'intelligenza del decoro e dell'osservazione, senza alcuna pretesa e spensieratamente ironica. Il suo contegno davanti a Maria Gavrilovna era semplice e disinvolto, ma qualsiasi cosa essa dicesse o facesse, l'anima e gli sguardi di lui la seguivano. Nonostante egli apparisse di temperamento tranquillo e modesto, voci di corridoio assicuravano che era stato un terribile scapestrato in gioventù, ma ciò non lo danneggiava agli occhi di Maria Gavrilovna, la quale, come in genere tutte le giovani fanciulle, perdonava con piacere le monellerie che rivelavano l'audacia e la focosità del suo carattere. Ma soprattutto più della sua tenerezza, più del piacevole conversare, più dell'interessante pallore e più del braccio fasciato era il silenzio del giovane Ussaro a suscitare la curiosità e l'immaginazione della fanciulla. Non potevano riconoscere di piacergli molto e probabilmente anche lui, intelligente ed esperto com'era, aveva già potuto notare che ella lo distingueva dagli altri. Come mai dunque non l'aveva ancora veduto ai suoi piedi e non aveva ancora udito la sua dichiarazione? Che cosa lo tratteneva? La timidezza, inseparabile dall'amore vero? La fierezza? La civetteria di un astuto seduttore? Ciò era per lei un enigma. Ma dopo averci riflettuto su, ella decise che la timidezza ne era l'unica causa e si propose di incoraggiarlo con una maggiore sollecitudine e, secondo le circostanze, anche con una certa tenerezza. Si preparò quindi alla romantica dichiarazione. Un segreto, di qualsiasi genere esso sia, è sempre penoso per il cuore delle donne. Le operazioni strategiche di lei ebbero il successo desiderato. Perlomeno Burmin si era fatto così pensoso e i suoi occhi neri si posavano con tale ardore su Maria Gavrilovna che il minuto decisivo pareva essere prossimo. Avete visto come il signor Burmin posa gli occhi sulla bella Maria Gavrilovna? E come non notarlo? Pare sia innamorato secco. Beh, peccato per lui allora. La signorina è nota per essere con gli uomini fredda come il ghiaccio di gennaio. Oh sì, beh, questo è quello che si dice. Si dicono tante cose. E la madre? La vecchia Praskovia Petrovna? L'avete sentito come si vanta? Ma che cosa avrebbe da vantarsi costei? Beh, ma dell'imminente proposta, naturalmente. Negli ultimi giorni la si vede fischiettare tutta allegra sul portico di casa. Pare una colomba in attesa della primavera. E chissà che arrivi questa proposta! Finalmente per la signorina Maria un degno fidanzato. Beh, non che altri uomini e i suoi pretendenti non siano degni. Shh! Chi è quello lì? L'anziana Petrovna sedeva tutta sola nel salotto, disponendo le carte per un solitario, allorché Burmin entrò nella stanza. Buongiorno, signora Petrovna. Sono venuto a cercare la signorina Maria. La troverete in giardino. Andate da lei. Io vi aspetterò qui. Che sia la volta buona, che se la faccenda si concluda oggi stesso.
Maria Gavrilovna presso lo stagno, sotto un salice, con un libro in mano e vestita di bianco come una vera eroina da romanzo. Dopo le prime domande, Maria lasciò a bella posta cadere la conversazione, accrescendo in tal modo l'imbarazzo reciproco, dal quale non era possibile liberarsi se non con una chiara e decisa spiegazione. E così accadde. Maria, da lungo tempo cerco l'occasione di aprirvi il mio cuore. Vi chiedo quindi un attimo di attenzione. Maria Gavrilovna chiuse il libro e abbassò gli occhi in segno di assenso. Io vi amo, Maria. Vi amo appassionatamente. Ho agito incautamente, cedendo a una dolce consuetudine, alla consuetudine di vedervi, ascoltarvi tutti i giorni. Ora è troppo tardi per oppormi al mio destino. Il ricordo di voi, la vostra dolce, impareggiabile immagine resteranno d'ora innanzi il tormento e la consolazione di tutta la mia vita. Ma mi resta ancora da compiere un penoso dovere, quello di svelarvi un segreto tremendo e di porre fra noi un'insormontabile barriera. Che è sempre esistita. Essa è sempre esistita. Io non potrei mai essere vostra moglie. Lo so che un giorno avete amato, ma la morte e 3 anni di pianto. Buona cara Maria Gavrilovna, non cercate di togliermi l'ultimo conforto. Il pensiero che avreste acconsentito a darmi la felicità se solo... Tacete! Per amor di Dio, tacete! Voi mi straziate. Sì, lo so, lo sento che voi sareste mia, ma io sono la creatura più infelice della terra. Io sono ammogliato. Siete... Che cosa? Sono ammogliato, da 4 anni ormai. Non so nemmeno chi sia mia moglie, né dove si trovi, e se io debba mai rivederla. Ma cosa state dicendo? È bizzarro. Ma continuate. In seguito vi dirò che... No, ma continuate, fatemi la grazia. All'inizio del 1812 mi affrettavo verso Vilna, dove si trovava il nostro reggimento. Giunta una sera tardi a una stazione di posta, ordinai di attaccare al più presto i cavalli, quando all'improvviso si scatenò una violenta tempesta e il maestro delle poste e il cocchiere mi consigliarono di aspettare. Io diedi loro ascolto, ma un'inspiegabile inquietudine si impadronì di me. Avevo l'impressione che qualcuno mi spingesse. Frattanto la tormenta non si placava, perdetti la pazienza, ordinai di attaccare e partii in mezzo alla bufera. Al postiglione venne in mente di passare per il fiume, il che doveva allungare la strada di quasi 3 miglia. Le rive erano coperte di neve, il postiglione oltrepassò il punto in cui si doveva uscire sulla strada, e così ci trovammo in una località sconosciuta. Calmava. A un certo momento scorse un lumicino e ordinai di andare a quella volta. Arrivammo in un villaggio e in una chiesa di legno c'era luce. La chiesa era aperta, dietro il muro di cinta si trovavano alcune slitte e sul sagrato camminavano delle persone. Qui!
Sì! Gridarono alcune voci. Ordinai al postiglione di avvicinarsi. Ma di grazia, dove ti sei trattenuto? Mi chiese qualcuno. La sposa è svenuta, il prete non sa che cosa fare. Noi eravamo pronti a tornare indietro, ma entra presto! Io scesi in silenzio dalla slitta ed entrai nella chiesa debolmente illuminata da 2 o 3 candele. Una fanciulla stava seduta su una panca in un angolo buio della chiesa e un'altra le strofinava le tempie. Oh, grazie a Dio! Mi disse questa. Siete finalmente arrivato, per poco non avete fatto morire la signorina! Il vecchio prete si avvicinò e disse: Ordinate di cominciare presto! E allora sollevarono la fanciulla. Mi parve graziosa, un'incomprensibile, impertonabile sventatezza. Mi misi accanto a lei davanti al leggio. Il prete aveva fretta, 3 uomini e la cameriera sostenevano la sposa e si occupavano soltanto di lei. Ci sposarono. Baciatevi, presto! Ci fu detto. Mia moglie volse verso di me il suo viso, pallidissimo. Io volevo baciarla, ma essa gridò: Non è lui! Non è lui! E cadde priva di sensi. I testimoni mi fissarono con occhi atterriti. Mi voltai, uscii dalla chiesa senza trovare alcun impedimento, mi gettai nella slitta e ordinai: avanti! Oh mio Dio! E non sapete cosa sia accaduto alla vostra povera moglie? No, non lo so, non so nemmeno come si chiami il villaggio dove mi sono sposato. Non ricordo neanche da quale stazione ero partito. A quell'epoca davo così poca importanza alla mia delittuosa bricconata che poco lontano dalla chiesa mi addormentai e mi svegliai il mattino successivo già alla 3ª stazione. Il servo che era allora con me è morto in guerra, così che non ho più speranza di ritrovare colei che ho così crudelmente beffata e che altrettanto crudelmente è ormai vendicata. Mio Dio! Mio Dio! Allora eravate voi! E non mi riconoscete! Bormin impallidì e si gettò ai suoi piedi.
Tempo indimenticabile. Tempo di gloria, di entusiasmo. Come palpitava un cuore russo alla parola patria! Com'erano dolci le lacrime dell'incontro, con quale concordia univamo i sentimenti di fierezza nazionale e di amore per il sovrano. E che momento era quello per lui? E le donne russe? No, le donne russe furono allora impareggiabili. La loro abituale freddezza era scomparsa. Il loro entusiasmo era davvero inebriante quando, accogliendo i vincitori, esse gridavano «Urrà!». E quale degli ufficiali di quel tempo non confesserà di essere debitore alla donna russa della migliore e più preziosa ricompensa? In questo splendido periodo Maria Gavrilovna viveva con la madre in campagna e non vide come le due capitali festeggiassero il ritorno delle truppe. Ma nei distretti e nei villaggi l'entusiasmo generale era forse ancora più forte. La comparsa in quei luoghi di un ufficiale era un autentico trionfo, mentre un'autentica sconfitta era per i fidanzati in frac che ronzavano nelle vicinanze.